modello Vo con quello veneto a livello nazionale. Guardate, per me è un'emozione, anche perché i cittadini mi hanno dimostrato il calore e direi che torno sempre con piacere qui. Io sono quello che ha voluto fare i tamponi a Vo, quei famosi 3.500 tamponi che hanno cambiato il corso della storia di questa regione e soprattutto del coronavirus. Rivede Mattarella, l'ultima volta l'ha vista a febbraio a Padova per la capitale del volontariato, oggi cosa dirà il Presidente? No, l'ho visto anche al Quirinale, nel senso che col Presidente ci parlerò, il Presidente sa benissimo quali sono le istanze, sa benissimo quanto abbiamo performato con il coronavirus e sa anche che questa è la terra dell'autonomia, questo è poco ma sicuro, e lo dimostreremo anche con le prossime elezioni. Allora, oggi è una giornata diciamo bella perché è un giorno in cui tutto sommato la scuola è riuscita a partire, ma è anche il giorno da cui si comincia a guardare avanti a un autunno preoccupante. Qual è il messaggio? Che noi abbiamo schierato l'artiglieria pesante, avremo quantomeno una psicosi da coronavirus che è dettata da tutte le sindromi influenzali che dovremo analizzare e far subito la diagnosi differenziata. Siamo pronti, abbiamo 480.000 tamponi rapidi, il Veneto è colui che ha proposto i tamponi rapidi a livello nazionale, abbiamo 700.000 tamponi molecolari, abbiamo i punti di accesso diretto per fare i tamponi, insomma la squadra c'è, lavora e vedrete che anche questa volta ce la faremo. Presidente, avete definito la data di inizio della campagna per il vaccino contro l'influenza? Abbiamo definito questa mattina di dare una percentuale dei vaccini anche alle farmacie per creare questo network nel territorio. Il vaccino in Veneto non è obbligatorio ma è fortemente raccomandato per l'influenza. Siamo stati la prima regione ad acquistare i vaccini, 1,5 milioni di dosi per un controvalore di circa 8 milioni di euro.